Bentornati in un nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti. Aria fredda di matrice artica è finalmente arrivata sul nord Italia e nella giornata di venerdì avremo nevicate fino a quote molto basse che coinvolgeranno anche i settori dapprima del nord-est, poi fin sulle regioni del centro-sud, sull'Appennino. Poi tornerà, come vedete, l'anticiclone da ovest in rimonta sull'Europa centrale e con freddo e stabilità al nord e ultimi rovesci sabato sulle regioni del centro-sud, portando un netto calo delle temperature soprattutto al nord e sulle regioni del centro. Poi si abbasseranno anche sulle regioni meridionali da domenica. Infatti possiamo notare da questa grafica l'arrivo dell'impulso instabile da nord-est. Dalla porta di Bora farà ingresso con nevicate, come vedete, abbondanti sulle regioni balcaniche, mentre piogge e l'ingresso di correnti fredde sul nord-est porteranno delle precipitazioni sparse che coinvolgeranno anche l'Emilia Romagna, portando qualche fioccata di neve possibile a quote collinari di bassa collina, e poi si formerà questo minimo depressionario sul versante ionico e di conseguenza l'innesco con la massa d'aria più umida da ovest e il minimo che si andrà a generare carico d'aria fredda sul versante ionico provocherà delle nevicate sull'Appennino centrale a quote tra i 400 e 600 metri, soprattutto sulle Marche, sulla Campania, sul Molise, poi anche sulla Puglia settentrionale avremo dei fenomeni nevosi, come detto, fino a quote davvero molto basse anche sulla Calabria poi nella giornata di sabato. Infatti questa è la grafica che mostra come la giornata di sabato i fenomeni saranno davvero molto intensi anche sulla Basilicata e sulla Sicilia. Anche qui con un netto calo delle temperature avremo sicuramente anche qui neve a quote collinari anche sull'Alta Calabria, più sole invece, come vedete, sulle regioni settentrionali, dove avremo giornate stabili, soleggiate da sabato in poi, con però il freddo protagonista. Poi la perturbazione, vedete, si allontanerà dalla mattinata nottata di domenica verso la Grecia e vedete tornerà la stabilità dappertutto a causa della rimonta anticiclonica, se non per stratificazioni alte ma davvero innocue. Possiamo notare da questa grafica come la giornata di sabato mattina sarà gelida su gran parte del centro-nord, temperature tra lo 0 e localmente i meno 4 gradi, soprattutto sull'Emilia Romagna e sulle zone prealpine, ma come vedete non si tratterà per niente di un'ondata gelida, sarà solamente una classica ondata fredda invernale di breve durata, perché poi vi ricordiamo arriverà l'anticiclone che provocherà un rialzo delle temperature anche notevole nel corso della prossima settimana. Vi ricordo di consultare i prossimi aggiornamenti per non perdere i prossimi contenuti.